Diciamo una iniziativa in continuità con quello che facciamo ormai da anni assieme alla RAI del Friuli Venezia Giulia, in questo caso le trasmissioni televisive che vedranno un prodotto finanziato da Arlef che riguarda i giovani artisti friulani che andrà in onda, e questo appunto, come dicevo, in continuità con quella che è una collaborazione che ormai continua da molto tempo. Recentemente peraltro abbiamo mandato in onda il Festival Suns 2018 e adesso stiamo continuando a lavorare con la RAI per mandare in onda altri prodotti sempre di qualità. Sicuramente il fatto di avere degli audiovisivi di qualità in lingua friulana sulla televisione di Stato è fondamentale, sia per la lingua friulana perché ne eleva lo status, sia anche per implementare i contenuti che vengono offerti a livello regionale. Il nostro auspicio è che finalmente si possa attuare pienamente il contratto di servizio che prevede le trasmissioni radiotelevisive non a spot ma come un qualche cosa di continuativo, e noi sicuramente siamo a fianco della RAI per lavorare su questo. Innanzitutto i produttori, se andiamo a guardare, che finanziamo sono quasi tutti giovani, e poi i soggetti, ecco, mi piacerebbe poter fare delle anticipazioni ma ancora non sono autorizzato. Posso garantire che i prodotti su cui stiamo lavorando in questo momento sono prodotti da giovani e riguardano argomenti che interessano i giovani. In questo momento c'è una trattativa appunto in atto con la RAI perché, come sappiamo, il contratto di servizio è scaduto e bisogna arrivare a un rinnovo della convenzione che preveda anche appunto il riconoscimento dei diritti su un contratto di servizio, quindi un contratto di servizio alla cittadinanza, e quindi che preveda i diritti di chi è di lingua friulana, di cultura friulana, quindi garantendo la possibilità di poter avere delle trasmissioni in lingua friulana. Oggi ovviamente la domanda era scontata, visto che stiamo parlando di un'altra iniziativa che, ricordiamo, non ha nulla a che vedere con quel contratto di servizi, ma che porta appunto a un avvicinamento della RAI, in questo caso la radio RAI, delle tematiche del friulano, quindi con delle trasmissioni. Ovviamente di notizie certe non ve ne posso dare, nel senso che fino a quando non avremo un accordo raggiunto e non avremo stipulato questa convenzione non me la sento di spingermi oltre, ma ci stiamo lavorando. Ovviamente c'è il massimo impegno da parte dell'amministrazione regionale.